una manifestazione che parte dalla memoria di un fatto tragico, quale poi è stata la campagna di Russia, per guardare al futuro, per ritrovare le nostre radici e per poter trovare nuove forze per testimoniare i nostri valori all'interno del nostro territorio e della nostra comunità. Allora, buona domenica a tutti. Oggi per Castelfranco giornata importante, andiamo a celebrare quella che è la giornata nazionale poi della memoria e anche del sacrificio degli alpini. Si tratta di ricordare tragicamente quello che è accaduto tantissimi anni fa in un episodio tragico dove i nostri alpini sono stati colpiti in momenti molto particolari, con sofferenze, con gelo, fame e tutto quello che è spirito di sacrificio e disperazione, ma al tempo stesso lì è emerso anche uno dei valori, o meglio tanti valori che accomunano il nostro gruppo degli alpini: sacrificio, senso del dovere, solidarietà, sempre massima disposizione per tutto. Io ringrazio tutto il gruppo, tutti gli alpini, proprio perché con loro sono una presenza viva per le nostre comunità, sempre una presenza in momenti delle nostre manifestazioni, in momenti di grande comunità, ma anche e soprattutto il loro aiuto c'è sempre nei momenti dove abbiamo visto il nostro territorio essere colpito anche da momenti tragici, come possono essere stati anche quelli che abbiamo visto e conosciuto con il nostro maltempo. Quindi una grande giornata che auspico sia l'inizio per un appuntamento annuale dove la storia diventa memoria e dove questo deve essere un monito anche per quelli che sono i valori di tutta la nostra patria. Buongiorno a tutti, siamo oggi a Castelfranco per un evento organizzato dal gruppo di Castelfranco e patrocinato dalla sezione con riferimento alla giornata della memoria del sacrificio degli alpini. È un momento importante perché si ribadisce con questo evento il ruolo che hanno avuto i nostri alpini e non solo durante una tragica campagna di Russia dove appunto le nostre tre divisioni alpine, Tridentila, Julia e Cuneense, hanno sacrificato il 50% degli effettivi per riuscire a tornare a baita. E devo dire che questo è avvenuto, io penso, grazie solo al sacrificio, ma anche all'idea che avevano questi uomini, quella di condividere le sofferenze e di riuscire, avendo a mente la speranza, di riuscire ad avere il bene finale, che era quello di ritornare a baita. Quindi dobbiamo fare memoria, come è nel nostro DNA, continuare a farlo e ribadire i principi che sono nel nostro statuto e nella nostra vita associativa. grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Oggi la nostra Chiesa è felice di ospitare questa realtà, la realtà degli alpini che si preparano alla giornata del sacrificio, alla memoria del loro sacrificio, quindi
grazie a tutto il mondo delle varie sezioni presenti, degli alpini, poi benvenute le autorità civili e le autorità militari che partecipano e condividono questa giornata. Ecco, bisogna dire che oggi di sacrificio parlano in pochi, forse siete rimasti voi e siamo rimasti noi, quindi tutto sommato ci troviamo anche bene. Se ascolterete i testi delle preghiere eucaristica che poi proclamerò, è piena di questa parola che torna, sacrificio. Chiaramente il riferimento primo per noi è Cristo, il suo sacrificio. Proprio perché non è tanto di moda, sappiamo che esprime anche una forma di pigrizia, di questo allora noi cristiani chiediamo anche perdono. Ascoltaci, Signore, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Preghiera dell'Alpino. Sulle nude rocce, sui perenni ghiacciai, su ogni balza delle Alpi, ove la provvidenza ha già posto baluardo fedele delle nostre contrade. Noi, purificati dal dovere pericolosamente compiuto, eleviamo l'animo a te, o Signore, che proteggi le nostre madri, le nostre spose, i nostri figli e fratelli lontani, e ci aiuti ad essere degni della gloria dei nostri anni. Dio Onnipotente, che governi tutti gli elementi, salva noi armati come siamo di fede e di amore. Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della tormenta, dall'impeto della valanga. Fa che il nostro piede posi sicuro sulle creste vertiginose, sulle diritte pareti, oltre i crepacci insidiosi. Rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci la nostra patria, la nostra bandiera, la nostra millenaria civiltà cristiana. E tu, Madre di Dio, candida più della neve, tu che hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza e ogni sacrificio di tutti gli alpini caduti, tu che conosci e raccogli ogni anelito e ogni speranza di tutti gli alpini vivi ed inarmi, tu benedici e sorridi i nostri battaglioni e i nostri gruppi. Così sia.
Buongiorno e benvenuti a Castelfranco Veneto in occasione della cerimonia a memoria del sacrificio degli alpini. Do il benvenuto al vice sindaco di Castelfranco Marica Galante e a tutta l'amministrazione comunale, al capitano della finanza Mariangela Cresci, al comandante della compagnia carabinieri capitano Manlio Malaspina, al generale Rinaldo Rinaldi, al generale Mario Castellani, al maggiore Gabriele Salomo, alle rappresentanze delle sezioni alpini, Cadore, Belluno, Feltre, Montegrappa Bassano, Montegrappa Asiago, Monte Ortigara Asiago e Padova,
al Presidente della sezione Alpini di Treviso Franco Giacomì e al Consiglio Direttivo Sezionale presente, al Capogruppo di Castelfranco Veneto Rizzardo Paolo e a tutto il suo gruppo Alpini, all'Albero dell'UNIR, Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia, all'Albero Provinciale dei Combattenti Reduci Provincia di Vicenza, Associazione Aeronautica Sezione di Treviso Nucleo di Castelfranco Veneto, Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Marca Trevigiana, all'Albero dell'UNIR, Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia. Presenti, attenti! Alza bandiera! Presenti, attenti! Onore ai caduti!
presidente Rippo. Buongiorno a tutti, a nome del gruppo Alpini di Castelfranco Veneto rivolgo il mio saluto e un sentito ringraziamento al vice sindaco Marica Galante, qui presente in rappresentanza dell'amministrazione comunale, per la disponibilità e il sostegno concreto che ha sempre dimostrato verso le nostre iniziative. Un sostegno che anche quest'anno ci ha permesso di realizzare questa manifestazione per la quarta volta. Un appoggio mai formale ma autentico e continuo, che per noi ha un valore speciale. Un cordiale saluto al Presidente Franco Giacomini e ai consiglieri della sezione di Treviso e a tutte le rappresentanze delle sezioni e dei gruppi qui presenti. Rivolgo inoltre un rispettoso saluto e ringraziamento a tutte le autorità civili e militari intervenute e alle associazioni d'Arma e alle realtà del territorio che con la loro presenza rendono questa giornata ancora più significativa. Un ringraziamento particolare va agli alpini del nostro gruppo. Senza la loro disponibilità, il loro lavoro silenzioso e la loro dedizione, questa manifestazione non avrebbe potuto aver luogo.
Oggi celebriamo la giornata della memoria e del sacrificio degli alpini, una ricorrenza che il nostro gruppo ha voluto onorare sin dalla sua istituzione. È una giornata profondamente legata ai tragici eventi della campagna di Russia e in particolare alla battaglia di Nikolaevka del 26 gennaio 1943. Una pagina di storia che parla di coraggio e di umanità nel mezzo della follia di una guerra inutile quanto assurda. E questa giornata ci rende fieri e orgogliosi di essere alpini, fieri e orgogliosi dei nostri valori, l'amicizia, la condivisione, la solidarietà, lo spirito di sacrificio e il rispetto delle persone e della patria. Il nostro impegno sociale sul territorio è un patrimonio che non deve essere disperso. I nostri valori devono continuare a vivere nelle nostre comunità, non come ricordo da celebrare una volta all'anno, ma come esempio quotidiano. E la celebrazione di oggi vuole essere memoria del nostro passato per guardare al futuro con responsabilità, con dignità e con lo stesso senso di servizio che ha sempre contraddistinto gli alpini. Viva l'Italia e viva gli alpini! Autorità civili e militari, rappresentanti tutti delle associazioni dell'Arma, ma soprattutto care cittadine e cari cittadini. Oggi ci ritroviamo per celebrare la Giornata Nazionale della Memoria e del Sacrificio degli Alpini, istituita con la legge dello Stato nel 2022 e fissata come giornata per il giorno 26 gennaio, una data che richiama una delle pagine più drammatiche ma al tempo stesso, a mio avviso, più eroiche della nostra storia. 26 gennaio 43, una battaglia di cui tutti conosciamo, ahimè, l'esito. Gli alpini seppero affrontare condizioni estreme, gelo, fame, disperazione, sacrificio, ma dimostrando al tempo stesso uno straordinario e profondo senso del dovere, pagando un prezzo altissimo in termini di vita umane. Ricordare oggi quel sacrificio non significa solo rendere omaggio a quello che è passato, ma riaffermare valori che restano attuali, necessari, indispensabili, quali solidarietà, altruismo, un grande servizio alle comunità, uno spirito innato di volontariato che anche oggi il nostro parroco ci ha ricordato durante l'omelia. Valori e doti, qualità che da sempre contraddistinguono tutti i nostri alpini. Valori che ritroviamo ancora oggi nell'impegno dell'Associazione Nazionale degli Alpini, sempre presente a fianco di noi istituzioni, ma soprattutto di noi cittadini, soprattutto in momenti di difficoltà e, come abbiamo visto in svariate purtroppo occasioni, in momenti di emergenza. Ricordo in particolare quanti tra i nostri alpini hanno partecipato ad operazioni di emergenza per arginare anche gli ultimi danni provocati dal maltempo, sostenendo con grande dedizione ed efficienza qualsiasi tipo di operazione senza alcun tipo di riserve. Ricordo tutti i nostri alpini presenti in tantissime occasioni, in momenti di grandi manifestazioni, piccole o grandi che siano, che tengono vivo il nostro territorio e che animano la nostra comunità, e loro ci sono sempre, con spirito inclusivo e spirito solidale. La giornata di oggi che sia una giornata di continuità e unità di varie generazioni, perché gli alpini, i vecchi alpini, devono trasmettere a quelli che comunemente chiamiamo i nostri boccia questo legame di fratellanza, tutti questi valori che hanno sempre accomunato e che hanno sempre distinto
le nostre pagine di storia e che tutti noi conosciamo. A nome dell'amministrazione e di tutti i colleghi presenti rivolgo un grande ringraziamento a tutti voi alpini e a tutte le forze dell'Arma presente, affinché questa sia una memoria e questa memoria continui ad essere guida e ispirazione per il nostro Paese. Grazie e buona domenica a tutti. Il mio buongiorno a tutti presenti per questa importante cerimonia. Grazie all'amministrazione comunale per essere qui, a tutte le associazioni d'Arma, ai vessilli delle tante sezioni ospiti che con i loro presidenti o rappresentanti si sono uniti a questo momento, a questa giornata, che richiama, come è stato detto, un momento per noi storico, per noi alpini, che per certi versi ha anche rappresentato quasi la leggenda, e cioè la battaglia di Nikolaevka, 26 gennaio 1943. Un solo dato: i numeri, quando si parla di persone, di uomini, non rappresentano concretamente quello che è invece la sofferenza. Però, per far capire l'immane tragedia di quei giorni, a dicembre, anzi a metà gennaio del 1943, nelle 3 divisioni alpine, Iulia, Cuneense e Tridentina, operavano 70.000 alpini. Sono tornati in 35.000, cioè una percentuale del circa 50% di perdite. Se, per dare ancora un'idea della immensità di quella tragedia, ricordiamo che la battaglia dell'Ortigara, che noi richiamiamo come una battaglia sanguinosissima, e lo è stato, del 1916, vide una percentuale di perdite del 3%. Quindi questo vi dà l'idea quanta sofferenza in quei giorni i nostri soldati abbiano vissuto. Tanto per concludere questa breve allocuzione, il corpo di spedizione in Russia fu trasportato in terra di Russia su 200 tradotte. Ne tornarono, per portarli a casa ne servirono solo 17. Ecco, io vorrei concludere questo intervento con le parole di un alpino, Armando Tomasetti, caposellaio del 9° Reggimento Alpini della Divisione Iulia, che non fece ritorno dalla terra di Russia, ma le sue lettere costituiscono il suo testamento spirituale. Una sola considerazione finale. Il giudizio etico e politico sulla guerra e sulla responsabilità appartiene agli storici, ma l'abnegazione e l'eroismo con cui tanti giovani si sacrificarono sui vari fronti del secondo conflitto mondiale, certi di farlo per l'Italia, non può e non deve essere né dimenticato né rimosso. Il senso della nazione si recupera anche onorando questi suoi figli. È per questo che dobbiamo continuare a ricordare. Viva l'Italia, viva gli alpini!